Il presidente della regione Renato Schifani ha incontrato oggi il ministro degli esteri Tajani e gli imprenditori siciliani per varare un pacchetto di misure a sostegno dell'export regionale. A Niscemi riaprono oggi le scuole, a Linosa si avviano i lavori per il ripristino del porto. Sequestrati diversi cellulari nel carcere di Lorenzo ad Agrigento, un'operazione della polizia penitenziaria. Fake news, la notizia della ragazza scomparsa, Samantha Castelli. Azione intimidatoria a Palma di Montechiaro verso un produttore agricolo. Blitz antidroga dei carabinieri a Gela. Successo di pubblico della rappresentazione teatrale Otello a Luigi Pirandello di Agrigento. Il Palermo vince a San Nicola di Bari, il Castrum Favara vince con la Vibonese, Aragona Calcio resta in testa alla classifica grazie al successo in casa con il Casteltermini. Buongiorno e benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 2 febbraio lunedì. Stamani il presidente della regione Schifani ha ricevuto Tajani con una delegazione della Farnesina a Palazzo d'Orleans, al termine un incontro con gli imprenditori agricoli siciliani. Nella mattinata di oggi il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha ricevuto a Palazzo d'Orleans il vicepresidente del Consiglio nonché ministro degli esteri Antonio Tajani insieme a una delegazione composta dai vertici di ICE, Sismet, SACE e Cassa Depositi e Prestiti. A seguito degli eventi calamitosi che hanno gravemente colpito la Sicilia nei giorni scorsi, la Farnesina sta infatti coordinando un pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export, volto a compensare i danni subiti e favorire una pronta ripresa dell'attività verso l'estero. La delegazione nella Sala Lessi ha incontrato i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare gli strumenti di supporto offerti alle imprese territoriali colpiti. Tra gli intervenuti anche il presidente della Confagricoltura regionale, Rosario Marchese Aragona, che ha ribadito molto sulla viabilità danneggiata dal maltempo e le difficoltà dei prodotti trasformati di arrivare sui mercati nazionali ed esteri. Presidente, lei ha appena terminato l'incontro con il ministro Tajani, ecco, ha esposto anche le criticità del settore agricoltura in Sicilia, ecco, se ci aggiorna in merito. Sì, devo dire che è stato un incontro interessante, il presidente Schifani ha voluto averci a Palazzo d'Orleans un po' tutte le organizzazioni di categoria di tutti i settori, alla presenza del ministro Tajani. Fondamentalmente abbiamo ribadito noi come categoria la difficoltà dei nostri prodotti per arrivare nei mercati. Il maltempo, il ciclone, la frana di Niscemi ha danneggiato le infrastrutture. Oggi fare arrivare le nostre merci, ahimè da Niscemi e non solo da Niscemi, ma da un po' tutte le nostre aziende, diventa sempre particolarmente difficile. C'è una scarsa viabilità, la viabilità è non solo rurale, è fortemente offesa da questa catastrofe e quindi abbiamo chiesto di fare in fretta. Oggi ci sono agricoltori che non possono arrivare nelle loro campagne per raccogliere i loro prodotti, vedi quello che succede nell'areale di Niscemi. Abbiamo chiesto di fare in fretta, di ripristinare prima possibile la viabilità rurale, ma non solo la viabilità rurale, perché anche le nostre autostrade sono fortemente colpite dal maltempo, per fare in modo che le nostre aziende possano arrivare prima possibile sui mercati. Abbiamo avuto rassicurazioni dal presidente dell'ICE della possibilità delle nostre aziende di continuare a partecipare alle fiere internazionali a costo zero per quest'anno, proprio per dare un aiuto a queste aziende che sono colpite, e ci auguriamo che possano mettere in atto tutta una serie di provvedimenti, così come Cassa Depositi e Prestiti col suo rappresentante abbia detto, proprio per venire incontro a chi è stato danneggiato. Ci sarà uno slittamento delle scadenze agrarie? Si parla di una sospensione dei mutui per le aziende che sono colpite. Per il resto, ecco, come si affronta questo periodo di grande crisi? Ma io dico che dobbiamo essere
continuare a credere, ahimè, nel nostro lavoro prima di tutto, nelle istituzioni, di fare squadra, di mettere da parte le discussioni politiche, che forse oggi è la cosa più importante, e fare in modo che le aziende più colpite, imprenditori più colpiti possano riprendere il loro corso naturale. L'imprenditore c'è, l'imprenditore ci crede, abbiamo bisogno del sostegno serio, vero degli imprenditori, della politica e delle istituzioni. Dico, arriveranno aiuti. Meno passerelle e più aiuti alle nostre aziende. Aiuti concreti, ovviamente. Pare di sì, chiaramente ancora giustamente c'è una prima conta dei danni, c'è una stima dei danni che a oggi non sappiamo quanto sono, quindi c'è un primo impegno per soddisfare, ecco, per fronteggiare l'emergenza, ma sicuramente non possiamo ripagare i danni con 100 milioni per 3 regioni, assolutamente. È una prima pancia, lo hanno specificato e su questo ci crediamo per fronteggiare l'emergenza, ma i danni sono ben altri, tanti altri. Oggi riaprono le scuole a Niscemi, a comunicarlo in una nota il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Filippo Serra. Il servizio. Riaprono oggi le scuole a Niscemi, a comunicarlo in una nota il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Filippo Serra, che afferma: stiamo seguendo con la massima attenzione l'evoluzione della situazione a Niscemi, in raccordo con la Prefettura di Caltanissetta, il Comune di Niscemi, la Protezione Civile regionale e le forze dell'ordine. Abbiamo predisposto un piano per la riapertura delle scuole sulla base del ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici attualmente in zona rossa. Come Ministero dell'Istruzione e del Merito stiamo seguendo l'andamento dell'emergenza sin dal primo giorno ed è nostra priorità riaprire le scuole e garantire il diritto all'istruzione. Per questo motivo stiamo organizzando la riallocazione delle studentesse e degli studenti dei plessi interessati in altri spazi sicuri, con l'obiettivo di consentire la ripresa regolare delle lezioni con i rispettivi docenti già a partire da lunedì, restituendo quanto prima normalità alla loro quotidianità, un risultato importante per garantire la continuità didattica senza ricorrere ai doppi turni, raggiunto grazie alla proficua collaborazione interistituzionale, alla disponibilità dell'ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna e all'abnegazione dei dirigenti scolastici del territorio e dell'intera comunità scolastica. E sempre in tema di maltempo, sono pronti a partire lavori al porto di Linosa, l'unica via stradale di accesso alla centrale elettrica dell'isola. Le due infrastrutture sono state fortemente danneggiate dalle mareggiate prodotte dal ciclone Harry che ha colpito la Sicilia. L'avvio dei lavori sono stati affidati alla Regione Siciliana tramite gli uffici del Genio Civile di Agrigento in somma urgenza, previsti per martedì 3 febbraio. L'obiettivo è quello di garantire nel più breve tempo possibile il ritorno a piena funzionalità del Porto Vecchio, ripristinando al più presto la strada utilizzata dalle autobotti per rifornire di carburante la centrale elettrica, scongiurando così
ipotetici blackout della rete. La prossima settimana si apriranno anche i cantieri al porto di Lampedusa, dopo che i sopralluoghi effettuati hanno accertato i danni alla banchina commerciale, al molo di Cala Pisana e a quello di Favaloro. Monitorati i danni del maltempo nel Messinese, in particolare a Santo Stefano di Camastra, ce ne parlano i colleghi di Messina. Le recenti e incessanti precipitazioni che hanno colpito il territorio nebro-ideo tornano a far sentire i loro effetti sul fragile equilibrio idrogeologico della costa. A Santo Stefano di Camastra, la città delle ceramiche, l'attenzione è massima per una delle sue iconiche terrazze sul mare, la piazza di Porta Messina. Nelle ultime ore, a seguito di alcuni preoccupanti movimenti del terreno rilevati proprio a ridosso del Belvedere, l'amministrazione comunale e l'ufficio tecnico hanno deciso di intervenire con estrema urgenza. Dopo i primi sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, è stato riscontrato un assestamento sospetto del suolo che ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza. L'area interessata è stata completamente transennata per impedire il passaggio di pedoni e turisti, evitando così ogni potenziale rischio per l'incolumità pubblica. Non si tratta solo di una misura precauzionale temporanea. Il comune ha infatti contestualmente avviato una serie di accertamenti tecnici e indagini geologiche approfondite. L'obiettivo è mappare con precisione la situazione del sottosuolo e verificare lo stato dei costoni che sorreggono la piazza. Il timore è che l'acqua piovana possa aver infiltrato gli strati profondi, accelerando fenomeni di erosione o piccoli smottamenti che potrebbero minare la stabilità della struttura. Fino a quando non si avrà un quadro chiaro e definitivo della solidità della base della piazza, il divieto di accesso rimarrà in vigore. La notizia ha creato comprensibile allarmismo tra i residenti. La terrazza di Porta Messina non è solo un punto panoramico d'eccellenza, ma un simbolo dell'identità stefanese. Vedere le transenne lungo quel perimetro evoca il timore di danni più gravi a un patrimonio paesaggistico già messo a dura prova negli anni dalla forza degli elementi. Al momento la situazione rimane sotto stretta sorveglianza. Le autorità locali sono in costante contatto con la protezione civile e gli organi competenti per monitorare l'evoluzione sul fronte stabile. Se le piogge dovessero continuare, non si escludono ulteriori restrizioni nelle aree limitrofe. Si attende ora l'esito dei carotaggi e delle relazioni tecniche per capire se saranno necessari interventi di consolidamento strutturale d'urgenza o se il movimento registrato possa rientrare in un normale assestamento stagionale. Nel frattempo, Porta Messina resta osservata speciale, nel silenzio di una piazza che attende risposte certe dal suo sottosuolo. Passiamo alla cronaca. Operazione della polizia penitenziaria al carcere di Agrigento. Sono stati sequestrati diversi telefoni cellulari e denunciati numerosi detenuti in servizio. Gli agenti della polizia penitenziaria di Agrigento, in collaborazione con i loro colleghi di Gela, Enna, Caltagirone e Caltanissetta, la sera di sabato 31 gennaio hanno portato a conclusione una brillante operazione di polizia all'interno della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo a Petrusa ad Agrigento. Sono stati rinvenuti numerosi materiali di varia natura posti sotto sequestro, soprattutto telefoni cellulari, smartphone e microcellulari, e diverse persone detenute sono state denunciate in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. Sono svariate le ipotesi di reato contestate, come l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei soggetti detenuti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Questa è l'ultima in ordine cronologico, l'operazione compiuta dagli agenti della penitenziaria di Agrigento. Va ricordato infatti quella effettuata lo scorso 20 settembre dell'anno precedente con un'analoga attività, conclusa con il sequestro di circa 30 telefoni cellulari, tra smartphone, microcellulari, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, numerose persone detenute e denunciate all'autorità giudiziaria per diverse ipotesi di reato. È encomiabile altresì l'operazione di servizio conclusa con il sequestro di uno smartphone detenuto da un ristretto che dalla propria cella chiedeva il pizzo a un imprenditore originario del Messinese. Queste operazioni dimostrano, qualora ve ne fosse la necessità, si legge in una nota stampa del SAP, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che la Polizia Penitenziaria, nonostante le mille difficoltà, c'è. Un plauso e un ringraziamento va a tutto il reparto di Agrigento e ai colleghi
giunti in supporto donne e uomini che senza remora alcuna, spinti da un comune senso di vicinanza e fedeltà alle istituzioni, rendono glorioso il corpo della polizia penitenziaria. Una ragazza che, come più volte chiarito dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento, non esiste, la cui foto sarebbe stata creata con l'intelligenza artificiale. Si tratta di una fake news sulla scomparsa di una fantomatica ragazza dal nome Samantha Castelli, addebitata a un parroco poco più che cinquantenne di una chiesa dell'Agrigentino. Nelle ultime ore qualcuno, attraverso un falso profilo, ha pubblicato un video su una piattaforma social accusandolo di aver fatto sparire la misteriosa donna nelle scorse settimane. Per questa vicenda è stato applicato il braccialetto elettronico a un 36enne di Siculiana, indagato per atti persecutori a danni del prete. Nelle scorse ore anche la Chiesa agrigentina, con un duro comunicato, ha preso posizione in merito alla vicenda, definendo calunniose le notizie false messe in giro. Il sacerdote ha formalizzato così l'ennesima denuncia, querela contro ignoti ai carabinieri per il reato di diffamazione. I militari dell'Arma hanno avviato una nuova attività investigativa. Qualcuno ha cosparso con del liquido infiammabile il furgone di proprietà di un quarantenne del posto e poi lasciato anche all'interno dell'abitacolo una bottiglia con tracce di benzina. I destinatari del messaggio, di quasi certa natura intimidatorio, sono un produttore agricolo già noto alle forze dell'ordine e la moglie, entrambi di Palma di Montechiaro. Scattato l'allarme sul posto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, che hanno avviato così le indagini. Come primo passo dell'attività investigativa sarebbero state sentite le persone offese, la bottiglia è stata sequestrata, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'inchiesta. E i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caltanissetta, coadiuvati dal personale del reparto territoriale di Gela, hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di Gela, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato nel centro abitato di Gela. Durante la perquisizione domiciliare, l'attenzione dei militari si è inizialmente focalizzata sul rinvenimento di una singola dose di hashish. Tuttavia, l'ispezione estesa a ogni ambiente della casa ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga, oltre 1 chilo di hashish accuratamente occultato all'interno di un armadietto. Oltre allo stupefacente, i carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane è stato arrestato su disposizione del PM della Procura di Gela, che coordina le indagini, trasferito poi presso la casa circondariale di Gela. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto disponendo della misura cautelare della custodia in carcere dello stesso indagato. È scoperto a Pozzallo un vero e proprio mercato del falso sui social network. 2 sorelle vendevano articoli contraffatti tramite dirette Facebook. Operazione della Guardia di Finanza contro la vendita di prodotti contraffatti nel Ragusano. I finanzieri del comando provinciale di Ragusa, al termine di un'attività investigativa avviata anche attraverso il monitoraggio dei social network, hanno individuato un profilo Facebook utilizzato per la vendita online di merce falsa di noti marchi italiani ed esteri. A gestire il canale di vendita 2 sorelle residenti a Pozzallo, che dalle proprie abitazioni organizzavano vere e proprie dirette social, durante le quali mostravano scarpe, abbigliamento, accessori, profumi e cosmetici contraffatti, proponendoli a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato. Per attirare clienti e aumentare le condivisioni venivano anche organizzate estrazioni a sorte con premi. Le fiamme gialle della tenenza di Pozzallo sono risalite al luogo utilizzato come base logistica, un garage nella disponibilità di un terzo soggetto, anch'egli indagato. Durante l'intervento i militari hanno sequestrato numerosi articoli contraffatti, esposti come in un negozio, e successivamente, con le perquisizioni domiciliari, hanno rinvenuto complessivamente oltre 600 prodotti falsi. I 3 soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria di Ragusa per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. Le indagini proseguono per risalire all'intera filiera del falso e alla rete dei clienti. Rimandati a data da destinarsi i funerali dei 3 cacciatori trovati morti lo scorso 28 gennaio
A Montagna Reale, alle famiglie è stato comunicato che i corpi rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria che non ha ancora concesso il nulla osta. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Sono stati rinviati a data da destinarsi i funerali dei 3 cacciatori trovati morti lo scorso 28 gennaio in contrada Caristia, sui Monti Nebrodi, nel territorio di Montagna Reale nel Messinese. Alle famiglie delle vittime è stato comunicato che le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria, che non ha ancora concesso il nulla osta per la restituzione dei corpi. Una decisione che lascia intendere come l'inchiesta non sia ancora giunta a una conclusione e che, per fare piena luce sulla tragedia, siano necessari ulteriori accertamenti. Oltre agli esami effettuati sui cadaveri, gli inquirenti continuano a concentrare l'attenzione sul luogo del ritrovamento. L'area resta infatti off limits giorno e notte. I carabinieri presidiano costantemente la zona, impedendo l'accesso a chiunque non sia autorizzato. Tra gli elementi ritenuti utili per ricostruire quanto accaduto quella mattina, vi è anche l'analisi dei dati relativi ai telefoni cellulari che si sono agganciati alle celle presenti nell'area. Un lavoro che potrebbe aiutare a chiarire chi si trovasse nei paraggi nelle ore precedenti e successive alla tragedia. Rimane inoltre da approfondire la posizione dell'amico di caccia dell'82enne. L'uomo avrebbe confermato agli investigatori di essere partito insieme alla vittima per una battuta di caccia, per poi lasciarlo da solo poco dopo. Un dettaglio che gli inquirenti stanno vagliando con attenzione. Il giallo dunque continua e con esso restano senza risposta gli interrogativi dei cittadini delle comunità coinvolte, ancora scosse e inquietate da un evento di così tragica portata, che a distanza di giorni non ha ancora trovato spiegazioni. Gli inquirenti continuano a mantenere il massimo riservo sulle indagini e non lasciano trapelare alcun dettaglio. Da quello che si è appreso, sembra che i 2 fratelli e l'82enne non si conoscessero. Erano usciti all'alba per una battuta di caccia nei boschi dei Nebrodi e poche ore dopo i loro corpi sono stati trovati senza vita in una zona impervia del territorio di Montagna Reale, raggiunti da colpi di arma da fuoco. È Art of Gaza, l'arte dei bambini del cuore della striscia di Gaza, è la mostra internazionale allestita a Palermo alla Casina Whitaker del Gonzaga Campus. L'intento è quello di non stancarsi mai di rompere l'indifferenza. I colleghi di Palermo. Noi stiamo proponendo un'iniziativa secondo me molto efficace da questo punto di vista, nel senso che ci siamo messi in collegamento con una rete che per ora in tutta Europa e in particolare in Italia sta diffondendo i disegni di un gruppo all'inizio molto ristretto di ragazzi della striscia di Gaza, adesso sempre più numeroso. Questi disegni nascono dai bambini per i bambini e sono un esperimento interessantissimo di comunicazione e testimonianza con gli strumenti dell'arte figurativa, del segno grafico, della vita dei ragazzi dentro un conflitto spaventoso, quando tutto il loro contesto, il loro tessuto sociale collassa fondamentalmente, e la loro capacità però di ritrarre gli elementi essenziali dell'esistenza, la possibilità di resistere, quello che comunque mantiene sempre vive le relazioni umane e dà senso alle relazioni umane. E questa è la forza di questa mostra, il mondo visto con gli occhi dei bambini. Si è chiesto loro di disegnare una casa che è il luogo delle relazioni, il luogo dell'intimità. E loro, questa casa è piena di tanti morti, tante persone che hanno subito la violenza. Ci sono dei quadri in cui si vede proprio tutta la famiglia avvolta in dei sacchi, ma da questa morte deriva un grande desiderio di speranza. Ci sono i sogni dei bambini anche in questi quadri, il sogno di un mondo diverso, il sogno di fare il medico per curare le ferite del mondo. Dobbiamo apprendere da questi bambini sia l'orrore della guerra, sia la speranza della pace. Città interculturale, ma soprattutto città aperta e vocata al dialogo euro-mediterraneo. Mediterraneo nel quale divampano violenze, fuochi di guerra, e questa raccolta di 40 disegni opportunamente proposta dall'Istituto Gonzaga è di grande insegnamento, perché mostra il dolore, la violenza, le ferite e la morte
che si collegano al concetto di guerra, da qualunque parte provenga e in qualunque modo essa si origini. Credo che abbiamo da questo modo di imparare, ma soprattutto l'obbligo e il dovere di lavorare perché le giovani generazioni e quelli che verranno non abbiano più a vivere l'orrore della guerra, e quindi educare alla pace, educare al dialogo, educare alla relazione tra i popoli. Particolarmente apprezzata la rappresentazione teatrale di Otello che si è svolta al Teatro Pirandello di Agrigento con Giacomo Giorgio, Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni. Le interviste alla gente. Tenuto, per cui piacevole da seguire. Claudio Tosoni. Va bene, lo farò. Non abbiate paura. Sono sicura che riavrete il vostro posto accanto a Otello una volta chiarite tutte le responsabilità. È piacevolissima da vedere, un'attrice molto bella e recita benissimo. Viene spesso al Teatro Pirandello? Non così frequentemente, però mi piace vedere gli spettacoli, diciamo, più popolari, insomma. Posso chiedere, è piaciuto lo spettacolo? Sì, moltissimo. Piaciuto lo spettacolo? Devo dire di sì, è uno spettacolo, diciamo, molto originale nel suo allestimento, giovanile quantomeno anche per gli attori che erano tutti molto giovani, ripeto originale e a tratti anche un po' dissacrante, soprattutto nella scelta delle musiche moderne, nella scelta della recitazione del Doge. Posso chiedere, vi è piaciuto lo spettacolo? Bellissimo, bellissimo. Degli attori cosa ci dice? Tutti bravi, eccezionali, qualsiasi scenografia, recitazione, splendido. Lei è un'abbonata, la stagione invece come sta andando? Bene, bene, bene. Questo spettacolo è eccezionale. Tra quelli che ha visto fino adesso, quello le è piaciuto di più? Ma non so, forse sempre l'ultimo che piace di più. Comunque è proprio bello quest'anno. Questo spettacolo è stato veramente emozionante. Le posso chiedere se le è piaciuto lo spettacolo? Bellissimo, molto bravi tutti, veramente, è stato soprattutto sì, infatti è stato davvero uno spettacolo meraviglioso, gli attori fantastici. Siete abbonati? No, scegliamo di volta in volta lo spettacolo che preferiamo. Cosa le è piaciuto di più di questo spettacolo? Ripeto, l'attualizzazione del tema fatta in maniera così scioccante come inserimento all'interno del racconto shakespeariano che tutti conosciamo, che ci ha riportato veramente alle ultime tragedie dei nostri giorni. I femminicidi che ci sono ancora e che non potevano fare altrimenti, hanno fatto proprio bene. Devo dire che è molto interessante questa versione contemporanea di un dramma scritto 500 anni fa, 5 secoli sono passati. Bene, bello, mi è piaciuto. Giorgio Pasotti, Claudia Tosoni. Allora, devo dire che è stato magistralmente diretto, interpretato da Giorgio Pasotti, veramente molto bravi anche tutti gli attori che hanno collaborato con lui in questa realizzazione. No, molto bello, interessante, veramente, è molto attuale, veramente. Grazie. Cosa ti è piaciuto dello spettacolo? i dialoghi, la scenografia, l'intensità degli attori, è stato tutto molto bello in un crescendo di emozioni, alla fine veramente è stato emozionante. Desdemona meravigliosa. Sei una fan di Giorgio Pasotti o più di Giacomo Giorgio? Di Giorgio Pasotti, assolutamente, da quando ero adolescente. Lo trovo un ottimo attore, un ottimo regista, quindi sono molto contenta che sia approdato ad Agrigento. Complimenti. Lei ci dice se ti è piaciuto lo spettacolo? Sì, tantissimo. Viene affrontato il tema classico, che è quello del femminicidio, in chiave moderna, con i temi tipici di Shakespeare, quindi anche il potere, l'invidia, quindi la brama di arrivare, molto ma molto bella, veramente una buona, ottima interpretazione da parte di tutti e due, sia di Giorgio del Moro che di Pasotti. Claudia Tosoni, Giacomo Giorgio e Giorgio Pasotti, quale le è piaciuto di più?
Basotti. Assolutamente sì, veramente bravi, complimenti a tutta la compagnia e a chi ha organizzato, diciamo, questo evento. Il Teatro Pirandello? Meraviglioso come sempre, sia il teatro che il pubblico. A un amico innanzitutto, a un maestro, a un uomo di teatro, a Francesco Bellomo che non so dove sia, ma è qui qua con noi. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora allo sport. Il Rosanero espugnano il San Nicola di Bari con una prova di forza e tornano al successo in trasferta. Con il Bari arrivano così 3 gol nella ripresa, il 10° risultato utile consecutivo nel campionato. Il Palermo torna a vincere in trasferta e lo fa con autorità. Al San Nicola i rosanero superano il Bari per 3-0 nell'anticipo della 22esima giornata di Serie B, centrando il 10° risultato utile consecutivo e salendo a quota 41 punti, agganciando per una notte il Monza al 3° posto in classifica. La partita però cambia volto nella ripresa. Dopo un primo tempo attento e ordinato, in cui il Palermo controlla senza concedere occasioni, la squadra di Inzaghi accelera e indirizza il match in poco meno di 10 minuti. A sbloccare il risultato è Leduaron, bravo a finalizzare di testa un cross dalla sinistra. Poco dopo arriva il raddoppio firmato da Poyampalo, ancora decisivo nel gioco aereo e sempre più protagonista della stagione rosanero. Il Bari fatica a reagire, nel finale concede spazio al Palermo che chiude definitivamente i conti dal dischetto. Ranocchia è freddo nel trasformare il rigore del 3-0. Una vittoria che certifica la solidità difensiva dei siciliani e una prestazione di grande personalità in uno stadio storicamente difficile. Per Inzaghi arrivano risposte importanti anche dalla panchina, mentre resta da valutare l'infortunio di Poyampalo, uscito anzitempo dopo uno scontro di gioco. Il Palermo guarda ora al prossimo impegno casalingo con fiducia, consapevole di essere entrato in una fase chiave della stagione. Vediamo adesso una panoramica dei risultati sportivi della domenica, dalla Serie D all'eccellenza, alla promozione e alla prima categoria, curata dal collega Carmelo Lentini. In Serie D girone E finalmente arriva la vittoria per il Castrum Favara dopo tante giornate di astinenza. 3 punti molto importanti che permettono di raggiungere in classifica generale sia la Cireale che la San Cataldese e si pone ora adesso un solo punto da Messina e Ragusa. Le reti favaresi sopportano la firma di Varela e Lo Duca. Quaterna esterna dell'Athletic Palermo da Cireale, vittoria del Gela con la San Cataldese e vittoria di misura della Nissa con il Ragusa. Regina fermata in casa dal Savoia. In eccellenza il Licata si inceppa al Dino Liotta con il Partinico Audace, un pari che non intacca comunque l'alta classifica. Negli anticipi del sabato l'Unità Sciacca vince a Castellammare 1-2, mentre il Camarat pareggia a Montelepre 1-1. Vittoria della Folgore, lo vogliamo sottolineare, che così lascia l'ultima posizione. Nel campionato di promozione girone A alcuni risultati
molto inattesi, permettono all'attuale capolista Aragona di portarsi a 6 punti di distacco dalle dirette rivali. Ha infatti perso in casa il Gemini con l'Atletico Partinico e è raggiunto in seconda posizione dall'Alcamo. Le reti dell'Aragona portano la firma di Treppiedi e Pirrotta, quest'ultimo sul calcio di rigore, mentre il momentaneo pari del Casteltermini era stato segnato dal giovane noto. È stata una brutta giornata anche per l'altra agrigentina, vale a dire la Margheritese, che perde in casa ad opera del Camporeale. Nel girone di Agregas con una partita da recuperare domenica 8 febbraio con il Virtus Gela. Infatti la squadra agrigentina guarda con molta attenzione al prossimo impegno di Coppa Italia con il Gemini in programma mercoledì prossimo 4 febbraio. Continua a vincere il Priolo Gargallo che supera la soglia dei 50 punti in classifica generale. In prima categoria B, l'Empedoclina non conosce ostacoli. Al Collura e Granata hanno superato agevolmente i cugini dell'Alessandria della Rocca con un pesante 4-0. In rete Agnello con una doppietta e poi Lopresti e Celauro. Vince a suo di reti anche il Cianciana 0-7 sul campo dei Rangers. Vince anche la capolista Fada per 0-5 a Villabate e mantiene così i 3 punti di vantaggio sulla coppia Empedoclina-Cianciana. E domenica prossima si gioca lo scontro diretto Fada-Empedoclina sul campo di Palermo. Con una partita perfetta il Castrum Favara torna alla vittoria e soprattutto torna a respirare al Blucleri, battuta la Vibonese con il punteggio finale di 2-1. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. La Castrum Favara torna a vincere 2-1 contro la Vibonese, una vittoria di cuore meritata che riporta il sorriso dentro lo spogliatoio giallo-blu. Il pensiero dei tifosi della Curva Nord è andato ad inizio gara a Niscemi. È stato infatti esposto uno striscione con la scritta "Niscemi, rialzati" e con un applauso di vicinanza da parte di tutto lo stadio. Il primo tempo è di chiara marca giallo-blu, che ancor prima della mezz'ora sono già in vantaggio di 2 reti. Al sesto il primo gol di Capitan Varela che batte Marano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 25esimo il raddoppio di Loduca che si inserisce in area e concretizza un assist di Varela, uno dei migliori in campo. Partita in pugno ma che si riapre inaspettatamente in pieno recupero del primo tempo con un gol di Carnevale che beffa in area la difesa giallo-blu. Nella ripresa Favara vicino al terzo gol in diverse occasioni con Tripicchio, Varela, Piazza. La Vibonese tiene bene il campo e negli ultimi 10 minuti gli ospiti cercano di assediare la porta di Di Silvestro. Lunghissimo il recupero, oltre 8 minuti, dove il Favara soffre ma tiene benissimo. Alla fine è festa grande in campo e sugli spalti. È la prima vittoria di mister Pietro Infantino dopo il suo ritorno sulla panchina della Castrum Favara. 3 punti importanti che avvicinano la squadra alle dirette avversarie per la salvezza. Una vittoria che ridà fiducia alla squadra, alla società e a tutti i tifosi e che fa capire che ci sono tutti i presupposti affinché Favara conservi il suo posto in Serie D. Ecco le interviste in sala stampa. Mister Infantino, oltre al buon gioco delle scorse partite, adesso commentiamo anche i 3 punti. Sì, erano la cosa più importante oggi, perché dovevamo accorciare la classifica, perché sapevamo il calendario ci poteva dare questa possibilità, ma al di là dell'avversario, della classifica, volevo vedere lo stesso spirito che abbiamo avuto con la Nizza. Sicuramente dispiace perché abbiamo portato la partita fino alla fine in bilico, perché la squadra meritava qualcosina in più sotto l'aspetto delle reti. Sicuramente il gol al 45esimo del primo tempo ha condizionato tantissimo l'andamento, però i ragazzi l'hanno voluto questa vittoria e sicuramente ci può dare una grande spinta. Io oggi questa vittoria la vorrei dedicare a mia sorella che un mese fa ci ha lasciato. Era un pensiero che avevo fisso, mi ho detto che la prima vittoria era sua e questa vittoria sicuramente ci può dare grande stimolo
e grande consapevolezza che non siamo inferiori a nessuno. Ci associamo alla dedica e nel proseguire insomma il commento diciamo che il secondo tempo obbligatoriamente dopo il gol al 46esimo doveva avere un approccio diverso. No, l'approccio è stato quello di una squadra che voleva a tutti i costi il risultato. Dall'altra parte c'era una grande squadra, non dimenticate che la Vibonese ha grandi giocatori, sicuramente si trova in una classifica per altri motivi, però se vedete la rosa del Vibonese è una squadra che può lottare benissimo per i primi 5 posti. Poi sicuramente l'allenatore, mio amico capo di casa, ha dato quello spirito. È stata una bella partita, viva, una partita combattuta, però credo che la vittoria sia meritata. Il proseguo del Favara naturalmente ha un ruolo determinante il Bruscolere. Ma sicuramente sì, però noi dobbiamo cercare di fare i punti a tutti i posti. Se vedete la classifica, la salvezza è a pochi punti. Se si riesce a fare un filotto di risultati ci potrebbe essere anche la possibilità di uscirne, però tra il dire e il fare c'è il lavoro, c'è l'avversario, però credo che dopo tantissime sconfitte questa vittoria e quella prestazione di domenica anche a Milazzo hanno fatto bene. Credo che siamo in crescendo, sicuramente ci sono giocatori che ancora sotto questo aspetto dell'aggressività alta, dell'aggressività continua devono lavorare, però a me interessa che ci sia predisposizione a fare. Per fortuna sono arrivati questi 3 punti che sono tanti tempo che stiamo lavorando per questo, quindi per fortuna sono arrivati. Una partita dura o il tuo occhio gonfio è un caso? No, è una partita dura, io cerco di lasciare tutto in campo come i miei compagni, quindi quando si soffre vinciamo è meglio ancora. Ti abbiamo visto determinato non solo come giocatore ma anche come capitano. Sì, io cerco di imparare ogni giorno dai miei compagni, quindi sono loro che mi spingono a essere meglio fuori e dentro il campo. E poi c'è stato il gol. Sì, per fortuna è tornato il gol da tanto tempo, quindi l'importante, come ti ho detto, i 3 punti per ripartire di nuovo. Che cosa vi siete detti nello spogliatoio? No, abbiamo festeggiato un po' e da oggi in poi si riparte con questa mentalità. Dicevamo col mister, se guardiamo la classifica siamo penultimi, ma se vediamo i punti basta uno per balzare un po' più in alto. Sì, la classifica è molto corta, quindi basta un altro trionfo, punti anche ti aiutano quelli fuori in casa. Quindi bisogna cercare di fare così come abbiamo fatto oggi e ci arriveremo alla salvezza tranquilli. Sì, finalmente una vittoria, ci mancava da troppo tempo, abbiamo passato un periodo troppo difficile, però ce la meritiamo per come lavoriamo ogni settimana e abbiamo oggi raccolto i frutti di tutti i giorni. All'ultimo abbiamo sofferto, ma ci sta, l'importante oggi erano i 3 punti, erano fondamentali e ce lo meritiamo come squadra e come gruppo. 3 punti che danno naturalmente una smossa alla classifica, ma come dicevi tu danno anche morale. Sì, certo, oltre alla classifica in questo momento ancora mancano un po' di partite, però ci serviva perché ci mancava da troppo tempo e cerchiamo di dare continuità a questo percorso. È stata la partita che ti aspettavi? Sì, sapevo che la Vibonese fosse una squadra forte, ci avrebbe messo in difficoltà, però da come ci siamo allenati questi giorni ero convinto che avremmo fatto una bella partita. Abbiamo visto che pur in alcuni minuti di sofferenza la ripartita è stata praticamente immediata. Sì, certo, è normale, la sofferenza ci sta in queste partite, però diciamo che l'abbiamo voluta a tutti i costi oggi. L'Aragona Calcio vince contro il Casteltermini in casa e mantiene il primo posto in classifica. Davide Sardo. Post gara Aragona Casteltermini continua a vincere la capolista 2-1 contro la formazione Granata, vittoria importantissima che poteva finire anche con un punteggio diverso, più ampio per la capolista. Sì, prima di iniziare a fare l'analisi della partita volevo dedicare questa vittoria a tutto il popolo di Niscemi che sta vivendo un dramma e quindi mi sento in dovere di dedicare questa vittoria a loro, anche perché ci sono tanti amici, Alessandro Bonaffini, tanti componenti di quella società sono amici di Carmelo Giordano, ma soprattutto amici dell'Aragona Calcio. Poi volevo fare un saluto al mister Alfredo Mattina che oggi ha assistito alla partita, è un maestro di calcio, lo conosciamo tutti. Allora sì, la partita, diciamo che il primo tempo ho rivisto l'Aragona di Mazzara,
dove per qualità di giocate, intensità, scorrimento del pallone, pensiero veloce nella scelta della giocata, abbiamo fatto secondo me uno dei migliori primi tempi della stagione, però siamo stati ingenui e spreconi come ci capita spesso, e poi nell'unica occasione che abbiamo concesso a Casteltermini ci ha punito. Però la squadra non si è disunita, ho provato a mettere più gente offensiva, togliendo Piraneo e mettendo Pirrotto, e la scelta si è rivelata azzeccata. Vittoria meritata, mister? Se io dico così potrei passare per presuntuoso, però penso che se mi lasci dire che Avignone è stato il migliore in campo, penso che posso trovare la condivisione da parte di tutti. Esordio di Noto? Noto, quando si è presentata l'occasione di poterlo portare ad Aragona, ho insistito tanto, ho sentito tante volte il ragazzo ancora prima che si aprisse la trattativa con la società, perché va a rafforzare quel concetto di appartenenza, di resilienza, perché Noto è un aragonese, perché abita a Comitini e quindi sono pochi chilometri. Poi porta mentalità vincente, perché è un ragazzo che ha vinto tanti campionati. Noi avevamo bisogno di un elemento che alzasse ancora il nostro livello difensivo, perché secondo me i campionati si vincono facendo un'ottima fase difensiva, perché poi l'Aragona comunque nello scorcio della stagione ha dimostrato che il gol lo fa sempre, ma purtroppo facilmente nell'unica occasione che concediamo veniamo puniti. Quindi Ale è arrivato con tantissima umiltà, un ragazzo che non conoscevo personalmente, ma un'umiltà pazzesca, e siamo contenti di poterla avere dalla nostra parte. Mister, allungata in classifica, il Gemini ha perso in casa contro il Partinico Audace, prossimo avversario dell'Aragona in trasferta. Non guardo la classifica, se tu mi dici questo significa che siamo a 6 punti dal Gemini, però il nostro obiettivo è sempre crescere partita dopo partita. Già domani sono proiettato come poterli migliorare in settimana affinché migliorando l'individuale andiamo a migliorare quello che è il collettivo. Questa è una squadra che dal punto di vista collettivo sta regalando tante soddisfazioni, perché è un gioco corale, un gioco propositivo. Poi la classifica la dobbiamo guardare un po' più avanti, ancora mancano 10 finali, 10 partite, sappiamo che dipende da noi, perché se le vinciamo tutte è chiaro, non è eufemismo, ma andiamo in eccellenza, però noi dobbiamo rimanere concentrati sul pezzo, piedi a terra, umili, dico sempre ragazzi, pancia vuota, umiltà, atteggiamento e senso di appartenenza. Oggi abbiamo creato una connessione, un connubio col pubblico pazzesco, perché quando abbiamo subito il gol del pareggio non hanno criticato, ma ci hanno incitato affinché la squadra potesse andare a riprendere la partita, e li voglio ringraziare ed elogiare. Nel post gara Aragona-Casteltermini siamo in compagnia del presidente Luigi Monreale. La domenica perfetta, presidente, vince l'Aragona, perde la seconda della classe il Gemini, Aragona più 6 dalla seconda in classifica, tantissimo pubblico in delirio al Totolusso. Sì, assolutamente. Intanto mi preme ringraziare il numeroso pubblico che oggi ci è venuto a trovare. Avevamo indetto la giornata biancazzurra, il pubblico ha risposto presente, ha incitato la squadra per 100 minuti e io di questo li ringrazio, perché davvero dico, senza il loro apporto probabilmente oggi non saremmo dove siamo. Poi per quanto riguarda il resto, sì, giornata devo dire perfetta, perché noi vinciamo la partita qui ad Aragona con qualche piccola sofferenza, però penso che l'Aragona oggi, così come nelle altre gare, ha dimostrato e continua a dimostrare che quando mette palla a terra veramente esprime un gioco davvero piacevole da vedere, diverte il pubblico, diverte tutti noi. Per quanto riguarda i risultati che arrivano dagli altri campi, sì, oggi siamo a più 6, ma questo non ci deve assolutamente galvanizzare, dobbiamo rimanere umili con i piedi per terra e lavorare con l'umiltà che ci ha contraddistinto fino ad oggi. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268, il digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.